4 anni fa aveva violentato una ragazza di 23 anni abbandonandola in un capannone degradato vicino alla stazione di Padova. Ora i carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Padova hanno ritrovato Youssin Souliane, trentenne tunisino, che dovrà scontare 7 anni, 2 mesi e 2 giorni per quel reato. Il 25 luglio del 2016 l'uomo, in compagnia di un connazionale mai identificato, aveva avvicinato una ragazza originaria della provincia di Venezia con una scusa. Dopo che la ragazza si era voltata per andarsene, i due l'avevano afferrata, trascinata e portata in un casolare abbandonato, dove hanno ripetutamente abusato di lei. L'uomo era stato subito rintracciato dopo la denuncia della giovane. La condanna ora è definitiva, ma il trentenne ha fatto perdere le sue tracce. Oggi i militari dell'Arma l'hanno scovato e portato alla casa circondariale di Padova, dove sconterà la sua pena.